questa giornata è diventata davvero mondiale, anche senza determinazioni, confini di religione, riguarda proprio tutti, è una chiamata universale. Una chiamata universale alla pace, un appello globale e perenne per unire l'umanità nella preghiera, nel dialogo, nell'azione concreta per porre fine a guerre, conflitti, sofferenze, promuovendo fraternità, giustizia, rispetto dei diritti umani e il disarmo. Papa Leone XIV lo afferma, determinato nel suo messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace, ha chiamato tutti, anche chi non ha fede, perché la pace riguarda davvero tutti. È il contesto che purtroppo viviamo che ha fatto risvegliare questo grande desiderio, attesa, richiesta e direi anche un cantiere aperto a capire cos'è la pace. A Belluno la diocesi con gli uffici pastorali e numerose associazioni sono pronti a mettere in campo 3 giorni di preghiera, dibattiti e di ascolto il 9, 10 e 14 gennaio. Papa Leone parla di pace disarmata e disarmante, centrando il tema che ormai pervade ogni singolo spazio della vita di ognuno di noi. Disarmata vuol dire che le armi sono una questione. Sono una questione perché chi accumula armi cosa ne fa? Ecco, questa è una provocazione forte di Papa Leone e penso che bisogna partire proprio da questo contesto e da questa problematica. Ci sono scelte che sono chiamati a fare davvero tutti. Lui dice che ognuno dobbiamo scegliere la pace è possibile, la pace è di ogni giorno, superare la logica contrappositiva, la chiama lui, ma riguarda tutti, le istituzioni, gli stati, il contesto internazionale che non comprendiamo più che cosa stia succedendo. Il sito della chiesa di Belluno Feltre approfondisce il programma della 3 giorni dedicati alla pace che si svilupperanno subito dopo l'Epifania e per il nuovo anno l'auspicio e l'augurio di speranza. Un augurio di un senso di partecipazione perché è questione di tutti, quello della pace, e anche la pace è generatrice di umanità nuova, di rapporti nuovi, anche tra stati, ed avere questa visione prospettica e di fiducia e di speranza ci permette anche di far fronte alle assurdità delle armi, di contrapposizioni, di visioni, di tira da una parte, tira dall'altra. Quindi buona pace.